C'è una poesia di un amore struggente, molto dolce, che è Quando. E quando l'hai scritta? E perché l'hai scritta? E a chi è dedicata? Al ragazzo che ho amato di più nella mia vita, all'amore della mia vita, ecco. E l'ho scritta dopo che è morto. L'ho scritta, vivevo con mia sorella Raffaella, quindi entro l'anno, nel 2001 più o meno, sì. La vuoi leggere, Laura? Quando? Quando sbucciavi l'arancia, quando ti toccavi i capelli, quando ti inumidivi le labbra, quando ti giravi di scatto, quando camminavi, quando eri inginocchiato, quando eri disperato, quando ridevi, quando dormivi. Io ti amavo. Da questa poesia, secondo me, è molto bella, una delle più belle che hai scritto, non di quelle che conosco io, emerge una capacità di narrare, di raccontare con la poesia le cose più semplici, di metterle assieme in una collana e di farne un unicum, cioè sono immagini quotidiane quelle che compongono, parte addirittura con l'arancia sbucciata, voglio dire, quindi stiamo parlando di cose che Sei una persona appena scomparsa, tu ti ricordi il quotidiano, non il momento speciale. Per esperienza ho capito che è così. Ti ricordi i momenti vissuti tutti i giorni, le cose più semplici, che vedevi costantemente e non vedi più. E oggi vedi ancora tutto questo, cioè ti ricordi ancora tutto questo, oppure il tempo ha cambiato qualcosa? No, ricordo tutto esattamente così. Non cambierà mai. C'è questa poesia che tu hai scelto perché la leggessimo stasera a loro, Il Regno. No, l'ho scelta io. Ah, l'ha scelta Laura. Una poesia molto, molto cruda. Io su questa vorrei chiederti che cos'era. Cioè, è stata scritta in un momento sicuramente molto difficile, una frazione, in un istante, in una giornata, in una parte di giornata particolarmente difficile. Che cos'era una ribellione? Che cosa voleva essere? Sentivi una condanna addosso sicuramente quando la scrivevi. Assolutamente, mi ricordo anche il momento, ero in motorino, era successo qualche attimo prima un qualcosa che mi aveva dato fastidio, ero in motorino perché guido solo lo scooter, mi sono fermata, l'ho parcheggiato, ho aperto la borsa e l'ho buttata giù, per strada l'ho scritta, in un pezzo di carta, qualsiasi, uno scontrino. Così, è nata così. Ma tu scrivi normalmente così? Sì, normalmente così. Non so mettermi le poesie, quelle che poi se ti viene voglia al semaforo praticamente blocchi il traffico. Sì. Buste della spesa, quando mi viene mi fermo l'attimo subito, perché poi non torna. L'attimo non torna, e la scrittura ritorna, cioè quello che hai scritto poi lo rivedi o quello che hai scritto comunque è. C'è una sacralità del momento in cui hai scritto per cui non la vuole rimettere in discussione. No, ho imparato che si deve mettere in discussione, se è necessario, sì. L'umiltà con se stessi. Sì, è difficile all'inizio, quando consegni una bozza, io in genere le consegno alla mia amica Betty per dare uno sguardo, per correggere, per fare tutto quello che ci combina sopra. All'inizio ero restia, ci rimanevo male, ormai mi sono abituata a qualsiasi cosa. Forse è giusto così, insomma. Sì, certo. Laura, Il Regno. Sentite questa, molto cruda, devo dire. Il Regno. Cacciata via a spinte dal mio desiderio, ho bisogno di poesia. Ho perso la mia vergogna, me ne avete tatuata un'altra addosso. Non voglio giudicarvi, non voglio più parole, né suoni, né illusioni. Mi avete appiccicato addosso un marchio, fa male. Cosa avete usato? Ho bisogno di poesia. Il mio sorriso non si è sporcato, il mio animo rotto e torturato non si è macchiato più del vostro. Vostro, vostro, vostro mondo, tutto vostro, tutto vi lascio. Mi tengo il mio marchio, la mia vergogna e il mio sorriso.